Eder. Mech. Pallister. Il referto tossicologico che cita caffeina e teobromina in sangue, cervello e contenuto gastrico con il sospetto di un multivitaminico parla innanzitutto di una mattina normale. Caffè vero, un boccone dolce. La teobromina fa pensare a cacao, a tè e nel documento si ipotizza perfino un prodotto con uvetta e la compressa di routine. La presenza nel gastrico stringe i tempi. L'ingestione è recente, verosimilmente colazione o spuntino a ridosso dell'evento. Questo è un orologio biologico. Se quel caffè è di casa, la finestra tra ultima assunzione e morte diventa corta e ogni persona che ha avuto accesso fisico o comunicativo a Liliana in quel tratto di mattina entra automaticamente nella zona rossa delle verifiche. Il passaggio cruciale è semplice. La tossicologia non urla veleno, non giustifica stordimenti, non fornisce un alibi a dinamiche da svenimento. Caffeina e teobromina descrivono lucidità ordinaria, non ottundimento. Questo contrasta con la messa in scena delle buste, una procedura complessa, prolungata, improbabile da reggere senza panico se si è soli e perfettamente vigili. Se davvero fosse un gesto autolesionistico, di solito si osservano tracce di sedativi o di sostanze che aiutino a tollerare l'autoasfissia. Qui, invece, il profilo chimico racconta normalità domestica. Anche la parentesi triptamina DMT del dossier, per come è riportata, non ribalta lo scenario. Per via orale la DMT richiede inibitori MAO-A per avere effetto. Senza di quelli è un fuoco di paglia metabolico, non uno strumento di controllo prolungato. E la storia delle inalazioni tramite buste non sta in piedi. La DMT fumata ha bisogno di calore e device, non di sacchetti. Alla luce di questo, la prima pista da passare al setaccio resta quella domestica. Oggi Sebastiano Visintin è indagato. Vale la presunzione di innocenza, ma il metodo impone di cominciare da dove il quadro tossicologico punta il riflettore, cioè accanto alla tazza di caffè. Se l'ultima assunzione è compatibile con la cucina di casa, bisogna incrociare racconti, orari e oggetti. Chi c'era nel momento in cui si prepara e si consuma la colazione, quali tazze sono state usate e quando sono state lavate, quali capsule o moka sono state mosse, cosa finisce in pattumiera, quali dispositivi domestici risultano attivi, chi scende e risale, chi tocca cosa. La strada è minuta, non spettacolare, ma è lì che si ritrova il filo. Una lavastoviglie avviata fuori orario, una capsula mancante in più o in meno, un lavandino pulito troppo presto. E poi telefoni, silenzi, spegnimenti, aggancicella, chat di facciata, sovrapposte a canali effimeri. La finestra stretta tra colazione e decesso chiede un tracciato minuto per minuto. C'è poi il tassello fibre gialle, che il pubblico conosce. In autopsia compaiono fibre tessili gialle. In quel video mattutino si vede una maglia gialla sotto un giubbotto. Non è una sentenza, è un semaforo che obbliga a chiudere con perizie serie. Tipologia di fibra, filato, tintura, coincidenze o differenze con i capi sequestrati. O regge e diventa un collegamento, oppure si sgonfia. In entrambi i casi va conclusa in laboratorio, non ha opinioni. La pista terza persona resta sul tavolo, ma va letta nel modo giusto. Colazione normale, nessuna sedazione, buste come messa in scena. È plausibile un prelievo o un incontro dopo la colazione? Coercizione, morte per asfissia, trasporto e staging nel boschetto. Qui servono telecamere su vie di collegamento, residui veicolari, microscopi alla mano, fibre, polveri, terricci, pollini, compatibilità di tempi e tragitti. Chiunque rivendichi alibi in quella fascia deve reggere alla prova di incroci esterni, immagini, scontrini, celle, testimoni non di famiglia. Anche la linea relazionale extradomestica che ha agitato il caso con messaggi, gelosi e versioni discordanti non trova appigli nella chimica del pasto rituale. Caffè, dolce e integratore non sono la liturgia di nulla. Se qualcuno ha un ruolo, lo ha nella logistica, non nella farmacologia. La pista suicidaria è quella che soffre di più. Una messa in scena complicata, più buste, nessun depressore del respiro, un profilo mattutino che profuma di abitudini serene. Si può sostenere solo con indizi fortissimi di premeditazione scritta o digitale e con una traiettoria dal domicilio al bosco pulita da terzi. Al momento il racconto chimico la indebolisce, non la esclude per principio, ma la rende improbabile. Che cosa manca per trasformare questi indizi in quadri probatori? Servono numeri, non solo presenza, concentrazioni di caffeina e teobromina, limiti analitici, confronto con curve post-mortem, una ricerca esplicita delle beta-carboline per archiviare davvero la parentesi DMT.
una perizia tessile conclusiva sulle fibre gialle, la cronologia domestica di oggetti e lavaggi, l'analisi capillare dei dispositivi per riempire la finestra stretta tra colazione e decesso, il veicolo, dentro e sotto i tappetini, per ritrovare il bosco attaccato alle suole. Ogni elemento ha un perché investigativo preciso. L'orario di una lavastoviglie può smentire una versione, un granello di terriccio può cambiare il punto di morte, un grafico telefonico può rivelare un buco che nessuno aveva notato. Messa così, la tossicologia non è un rumore di fondo, ma una bussola. Riporta il caso in cucina, routine, lucidità, niente scorciatoie chimiche. E allora l'ordine delle priorità è quasi obbligato. Primo, la pista domestica, con Visintin al centro delle verifiche per accesso, tempi e logistica del dopo colazione. Rigore assoluto, niente salti, presunzione di innocenza scolpita, ma controlli severi. Secondo, gli altri rapporti e i terzi potenziali, cercando segni di prelievo, trasporto e messa in scena. Terzo, solo se la materia dura non regge, si torna a interrogare l'ipotesi suicidaria, che per ora è quella meno sorretta dalla scienza. Finché non arrivano i numeri, i cromatogrammi, la perizia tessile e una timeline digitale davvero serrata, il punto più ragionevole in cui cercare la verità rimane accanto a quella tazza di caffè che il referto ci ha rimesso tra le mani. C'è un'idea che non molla, e se la verità non fosse mai stata nel bosco, ma nel gesto più quotidiano? La capsula contata, la tazza risciacquata troppo presto, l'ora muta di una lavastoviglie, una briciola di cacao rimasta impigliata nella spugna, un telefono che tace proprio quando dovrebbe parlare. Sono dettagli piccoli, quasi ridicoli, eppure sono quelli che tradiscono le mani, che allestiscono una scena. Chi ha preso Liliana dopo il caffè ha commesso un errore banale. Lo ha lasciato in casa a portata di sguardo. Tocca solo trovarlo e nominarlo. Allora le buste smetteranno di essere un enigma e diventeranno una firma, e quella mattina normale, caffè, dolce, integratore, tornerà a essere ciò che è sempre stata. L'istante in cui qualcuno ha creduto di poter spegnere la verità. Presunzione di innocenza per chiunque, finché non parleranno gli oggetti. Perché parleranno. E quando lo faranno, non indicheranno un'ipotesi, indicheranno una persona. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.